Il 50° anniversario dell'integrazione del Veneto nel Regno d'Italia cadde, ma non mi sembra che sia stato celebrato, nel 1916. L'Italia era in guerra dall'anno precedente, aveva conquistato Gorizia nel 1916, nel 1916 aveva dichiarato guerra all'Austria e Venezia scoprì improvvisamente di essere una retrovia del fronte. Soprattutto più tardi, all'epoca della rotta di Caporetto, Mestre e Venezia erano veramente la retrovia del fronte nella situazione più delicata e pericolosa. Ma già nell'immediato 1915, all'inizio della guerra, anzitutto Venezia fu colpita da una delle peggiori crisi economiche che abbia sofferto nel tempo. Poi, a partire quasi dall'inizio del conflitto, fu bombardata per un intero anno, prevalentemente dal cielo, e poi alla fine della guerra i bombardamenti ripresero nel 1918 e fra il 1917 e la fine del 1918 il numero dei veneziani che abbandonarono la città fu, se non sbaglio, circa 40.000 che dovettero abbandonare. Il 100° anniversario del plebiscito cadde nell'ottobre del 1966. Se quelle settimane non fossero state funestate da una grande alluvione che colpì prevalentemente Firenze, ma che provocò a Venezia una delle più alte, acque alte della sua storia lagunare, io credo che se non ci fossero state quelle circostanze particolarmente gravi, Venezia avrebbe potuto guardarsi alle spalle e fare un bilancio tutto sommato positivo, a mio avviso, dei suoi 100 anni italiani. Dopo la creazione della Biennale nel 1895, era diventata ormai il maggiore centro europeo per le arti figurative e il modello di tutte le iniziative del genere che sono state prese in varie città da allora e che continuano ad essere prese. Dopo l'inaugurazione della Mostra del Cinema nel 1932 era diventata una capitale della cinematografia europea e non soltanto europea. E poi dopo la formazione di un sindacato di studi per imprese elettrometallurgiche e navali nel porto di Venezia, probabilmente il comitato precede la Mostra del Cinema, aveva ormai un nuovo scalo marittimo a Marghera e una promettente zona industriale. Accanto alle sue più antiche istituzioni accademiche, l'Ateneo Veneto, l'Istituto Veneto di Lettere, Scienze e Arti, vi era dal 1951 una nuova istituzione culturale, la fondazione creata da Vittorio Cini e intitolata al nome del figlio Giorgio Cini, una fondazione che sarebbe diventata un brillante teatro di mostre, convegni, seminari. E invece in quegli anni, proprio in quegli anni, cominciò una lunga stagione di polemiche e di recriminazioni. L'alluvione del 1966 ebbe l'effetto di suscitare un grande interesse internazionale per le sorti della città. Vi furono grande interesse internazionale, ma vi furono convegni, studi scientifici sullo stato della laguna, consulti medici sulle prospettive di durata in vita della città stessa. E insieme all'UNESCO calarono a Venezia giornalisti, scrittori, scienziati. Ricordo abbastanza quel periodo e ho l'impressione, se mi smentirete mi farà piacere, che la città abbia accolto questo interesse con una combinazione di fastidio, di scetticismo e di ironia. Contemporaneamente, molto di ciò che era stato realizzato nei decenni precedenti finì in quegli anni sul banco degli imputati. La Mostra del Cinema fu teatro di una contestazione sessantottina
creata da coloro e organizzata da coloro che maggiormente erano stati beneficiati dalla. E poi, dopo essere stata una dimostrazione di vitalità economica di una città che aveva alle sue spalle, tra l'altro, una grande storia economica, una grande storia mercantile, Marghera divenne un peccato mortale contro l'ambiente, una macchia da cancellare. Qualcuno pensò allora che Mestre dovesse diventare un comune separato. Io ricordo una conversazione che Bruno Visentini, so che di lui avete parlato in un incontro organizzato qui qualche giorno fa, ricordo una conversazione con Bruno Visentini alla vigilia del primo referendum, quello del giugno del 1979. Io confesso di non avere mai avuto idee chiare su quella questione. Quando ascoltai Visentini, i suoi argomenti mi sembravano interessanti, ma non del tutto convincenti. Credo che Visentini avesse certamente un progetto e che questo progetto consistesse di fare di Venezia non una città industriale, che non sarebbe mai potuta essere, ma una vitale città dei servizi delle organizzazioni internazionali. Progetto che in parte, per dir la verità, è stato anche realizzato, se non in modo del tutto soddisfacente. Io temevo che il divorzio avrebbe condannato Venezia a richiudersi in se stessa se il progetto di Visentini non avesse funzionato e a considerarsi soltanto città d'arte e museo. Ma anche gli argomenti degli oppositori erano molti, non erano sempre persuasivi. Comunque 4 referendum e un no al quinto nello scorso giugno sono troppi e hanno trasmesso all'opinione pubblica nazionale e internazionale l'immagine di una città divisa e litigiosa, più incline a discutere che a decidere. Nel frattempo era già incominciato un declino demografico che avrebbe privato la città di una larga parte della sua popolazione giovanile. Certo, il turismo continuò a essere una delle sue maggiori risorse, la conferma pubblica del fascino che Venezia continuava a esercitare sull'Europa e sul mondo. Ma allora niente era veramente cambiato dalla fine del Settecento. C'era poi questa grande differenza tra la Venezia d'oggi e quella del declino. Insomma, allora c'era il Carnevale di Venezia e adesso c'è una sorta di carnevale ogni qualvolta le grandi navi paiono di fronte. Per la verità il Carnevale di Venezia era importante, ma non credo quanto la Settimana Santa di Roma. Quello fu il grande evento turistico dell'Europa di quegli anni. Più recentemente, a cavallo del secolo, abbiamo assistito a una nuova sindrome di cui si è già parlato. La nostalgia per la Serenissima, la convinzione che di alcuni ambienti politici che tutti i mali di Venezia e dei suoi antichi domini di terraferma fossero dovuti alla integrazione del Veneto nello Stato italiano e che soltanto la rinascita della Repubblica avrebbe ridato ai veneziani tutto ciò di cui lo Stato unitario li aveva ingiustamente privati. Il fenomeno non è soltanto veneto. Nel corso degli ultimi decenni noi abbiamo assistito all'apparizione di movimenti analoghi in Catalogna, Scozia, Bretagna, Corsica e nelle Fiandre fiamminghe. È degli scorsi giorni la notizia che il grande trattato dell'Unione Europea con il Canada per la formazione di una importante, enorme zona di libero scambio è stato rifiutato, non ratificato dalla Vallonia, provincia belga, di cui francamente non sapevo che fosse in grado di rifiutare il trattato internazionale.
Beh, dietro ciascuno di questi fenomeni sembra esservi una crescente disaffezione per lo Stato nazionale, per l'idea di patria, ma forse anche per sistemi democratici che vengono considerati un po' dappertutto inetti e soprattutto corrotti. In Italia il fenomeno è stato certamente alimentato dal terremoto giudiziario di Tangentopoli e forse dalla convinzione molto diffusa che lo Stato italiano non sia mai riuscito a colmare le crescenti differenze tra le sue regioni meridionali e le sue regioni settentrionali. Ma in questa nostalgia per un passato glorioso vi è, credo, un errore storico che occorre sfatare. Nell'ultimo secolo della sua esistenza, la Repubblica si era cullata nella illusione che la neutralità potesse garantire il suo futuro. Nella decisione del Maggior Consiglio del 12 maggio 1797 vi è una sorta di rassegnazione. Si direbbe che i responsabili del governo fossero consapevoli del fallimento delle loro speranze e fossero giunti alla conclusione che in una Europa dove soltanto la forza poteva garantire l'esistenza di uno Stato, ogni resistenza fosse inutile. La decisione del 12 maggio non è né una resa né una sconfitta, è una dichiarazione di fallimento, un atto di autodissoluzione. Non vi è nulla di imitabile, quindi, nelle pagine finali della Repubblica. L'occupazione di Piazza San Marco da parte di un comando composto da 8 serenissimi è una vicenda che appartiene alla storia della commedia veneziana, non a quella dei suoi fasti e delle sue imprese. Vi sono altre pagine, naturalmente, sono quelle scritte dai rivoluzionari del 1848 e del 1849. Ma quelle pagine non appartengono tanto alla storia della Repubblica Veneta e dell'Ancien Régime. Appartengono alla storia dello Stato italiano. Daniele Manin era repubblicano e lasciò Venezia in segno di protesta quando il governo provvisorio deliberò la fusione con il Regno di Sardegna. Tornò a Venezia dopo la sconfitta dei piemontesi a Novara e proclamò la Repubblica. Sotto la sua guida Venezia resistette per qualche mese all'assedio e fu l'ultima città europea, fra quelle insorte nel 1848, che dovette piegarsi alla controrivoluzione. Quelle sono pagine straordinarie di cui abbiamo il diritto di andare orgogliosi. Manin ebbe il grande merito di riscattare Venezia dalla fine ingloriosa del 1798. Credo che Manin sia stato un uomo di Stato europeo e malauguratamente la sua vita non fu lunga, ma avrebbe potuto avere un ruolo importante se fosse più a lungo. Ma anche Manin fu sempre sconfitto. Manin capì che l'indipendenza sarebbe stata possibile soltanto nell'ambito di un regno di Sardegna esteso all'intera penisola. A Londra, durante l'esilio, approvò l'alleanza del Regno di Sardegna con Francia e Inghilterra per la guerra di Crimea e scrisse: servendo sotto la bandiera tricolore della redenzione italiana, i soldati che combattono in Crimea non rappresentano i soldati della provincia piemontese, ma dell'Italia. Quando si cominciò a parlare di rivoluzione a Napoli, scrisse da Londra: fedele alla mia divisa, indipendenza e unificazione, io respingo tutto ciò che se ne allontana. Se l'Italia rigenerata deve avere un re, questo non deve essere che uno solo, e questo non può essere che il re del Piemonte. Il partito repubblicano, così amaramente calunniato, fa un nuovo atto di abnegazione e di sacrificio alla causa nazionale. Sono ancora parole di Manin.
convinto che prima di tutto bisogna fare l'Italia, che questa è la questione principale, quella che domina tutte le altre. Esso dice: fate l'Italia e io sono con voi, se no, no. Ancora qualche parola sul plebiscito di cui ricorre oggi il 150° anniversario. I nostalgici della Repubblica Veneta e i critici dello Stato unitario ci diranno ancora una volta che quelle votazioni non rispondevano ai sentimenti popolari e che i risultati furono truccati. Ma più che di frodi elettorali parlerei piuttosto di consenso organizzato. Quando si era votato in Toscana 5 anni prima, Bettino Ricasoli aveva dato queste istruzioni anzitutto ai fattori delle sue terre nel Chianti, ma non soltanto a quelli. Ascoltatemi attentamente. Gli intendenti agricoli a capo dei loro amministrati, il più influente proprietario rurale a capo degli uomini della sua parrocchia, il cittadino più autorevole a capo degli abitanti di una strada, di un quartiere, eccetera, ordineranno e condurranno i loro elettori alle urne della nazione in gruppi o in file più o meno numerose, ma sempre disciplinate e procedenti in buon ordine. In testa sarà la bandiera italiana. Ciascuna deporrà nell'urla la propria scheda, poi si ritirerà e in un punto determinato il gruppo si scioglierà con quella calma e quella dignità che proviene dalla coscienza di avere compiuto un alto dovere. Ma era possibile organizzare diversamente un suffragio universale là dove l'analfabetismo, soprattutto nelle popolazioni rurali, era largamente diffuso? Si votò diversamente in Savoia e nel Nizzardo quando le due province divennero francesi? Nel Veneto i voti favorevoli furono 641.757, i no 69 e gli astenuti 366. Un risultato migliore di quello che era stato realizzato 6 anni prima nel referendum del Regno delle Due Sicilie e di 2 regioni degli Stati della Chiesa, Marche e Umbria. Non so con quale animo i veneti abbiano dato il loro voto. So che in quel particolare momento noi stavamo assistendo a un cambiamento epocale nella struttura e nella vita e nella cultura di uno Stato. Moriva lo Stato dinastico, lo Stato in cui il legame era rappresentato soprattutto dall'atto di fede nei confronti del e nasceva lo Stato nazionale, per così dire, confermato, formalizzato, nobilitato dal voto. Ma era davvero possibile che questa trasformazione da Stato dinastico a Stato nazionale avvenisse d'un colpo, nello stesso anno e nello stesso giorno? Nel 1866, quando la marina austriaca sconfisse la marina italiana, Ammiraglio Tegethoff veniva da una formazione veneziana, era stato per 5 anni allievo del Collegio Marittimo di Venezia, parlava italiano o piuttosto parlava, credo che il dialetto si chiamasse istero-veneto, veneto-istriano, una formula di quel genere. E quei marinai non potevano ancora essere dei cittadini. Quei marinai reclutati generazione dopo generazione nelle isole venete, nelle isole istriane, non potevano essere cittadini, perché in fondo il loro punto di riferimento continuava a essere il monarca, la loro lealtà non poteva ancora essere che per lui. Quindi non interroghiamoci troppo, per favore, sulla verità formale del voto dato nei plebisciti. L'Italia stava nascendo ed è questo, credo, che conta. Certo, queste cose non piacciono a quella parte
della società italiana che vorrebbe scissioni e divorzi. Ma io credo che le loro nostalgie asburgiche o quelle di qualche conventicola secessionista siano fenomeni molto provinciali. E provinciale è un carattere che Venezia nel corso della sua storia non ha mai avuto.